Buongiorno, benvenuti sul mio canale, bentornati a tutti coloro che già si sono iscritti e che tornano a guardare le mie ricette. Oggi voglio fare per voi un piatto freddo, estivo, quindi faremo il couscous freddo di verdure oppure tabulè, qui in Sicilia si chiama anche così. Quindi per fare questo piatto ci occorreranno 150 g di couscous precotto, due zucchine tagliate già a rondelle e una melenzana tagliata a metà, era grossa quindi ne ho usato solo metà essendo che devo fare solo 2 porzioni, già cubettata, ho messo già il sale quindi saranno pronti tra poco per essere fritti, hanno già spurgato la loro acqua. Poi ho arrostito un peperone rosso e uno giallo, li ho spellati, sfilettati e già sono pronti pure per essere usati. Poi useremo dei pomodori piccadilli all'incirca 4-5, della menta fresca, uno spicchio di aglio, delle mandorle tostate, il succo di un limone e la buccia di un limone, all'incirca 300 g di gamberetti, un cipollotto fresco, delle coste di sedano, un peperone cornetto che andrò a mettere soltanto metà a crudo, cubettato piccolo. Poi useremo 200 g all'incirca di brodo vegetale che ho fatto io con sedano, patate, con sedano, carota e cipolla, a cui ho aggiunto la curcuma e il curry. Poi del pepe nero, dell'olio e del sale. Andiamo a procedere con la ricetta. Ci spostiamo ai fornelli. Quindi riscaldiamo il nostro brodo vegetale. Vi ricordo che sono 200 ml di brodo. Appena sarà caldo lo andremo a mettere sul nostro couscous. Lo lasceremo riposare 5 minuti e dopo lo andremo a sgranare. Il brodo bolle, quindi lo possiamo versare sul nostro couscous. Diamo una sistemata così viene tutto bagnato. Poi lo copriamo con la pellicola adesso. E lo lasciamo riposare 5 minuti così. Nel frattempo che il nostro couscous aspettiamo che assorba il liquido per poterlo sgranare, ho iniziato a friggere le zucchine in olio abbondante. Appena le zucchine saranno tutte fritte, inizierò a friggere le melenzane. Trascorsi 5 minuti andiamo a sgranare il nostro couscous con una forchetta. Ecco, vedete come si formano i chicchi. E andiamo a mettere i primi condimenti. Andiamo a mettere il sedano, il cipollotto e il mezzo peperone cornetto tagliato a cubetti. Che inizieranno a profumare la nostra pietanza. Poi metteremo il succo del limone, cinque pomodorini piccadilli tagliati a cubetti, i nostri peperoni rossi e gialli arrostiti e sfilettati, è un piatto molto ricco, molto gustoso, freddo, piacevole al palato.
Andiamo ad aggiustare un po' di sale, mettiamo un po' di pepe, poi quando le nostre verdure saranno tutte fritte le aggiungeremo e completeremo il piatto. Ci vediamo dopo. Dopo che abbiamo finito di friggere le nostre zucchine, adesso friggiamo le nostre melenzane e dopo passeremo alla preparazione dei gamberetti che uniremo al nostro couscous. Nel frattempo che abbiamo fritto le nostre verdure, andiamo ad accendere il fornello e a preparare il nostro gamberetto. Mettiamo i nostri spicchi di aglio tritati, e uno spicchio, il mio era proprio piccolo piccolo, ne ho preso un altro pezzettino. Andiamo a rosolare leggermente l'aglio. Mettiamo i nostri gamberetti. Facciamo insaporire. I gamberetti non vogliono molta cottura, cuociono in maniera molto veloce. Andiamo a dare una leggera salatura, un po' di pepe. E andiamo a insaporire ulteriormente con la nostra buccia di limone. Andiamo a dare un bel profumo fresco al gambero. Un altro po', poi lo mettiamo a rinfrescare nuovamente un po' il couscous. Quindi una volta che diventano bianchi sono pronti per essere il fornello è pronto per essere spento e li possiamo unire alla nostra preparazione precedente. Ci vediamo dopo. I nostri gamberetti sono pronti, li andiamo ad unire al nostro tabulè, così come le nostre melenzane, le nostre zucchine. Andiamo a dare una bella mescolata. Andiamo a mettere un po' di olio. Aspettiamo sempre di mettere le verdure che sono fritte per poi aggiungere l'olio. Andiamo a mettere la nostra granella di mandorle tostate. Un po' la lasciamo come finitura del piatto per fare l'assaggio. Un altro pochino di buccia la grattugiamo qui sopra. Ecco qui. E poi andiamo a mettere la nostra mentuccia che adesso laveremo
e spezzetteremo sempre con le nostre mani. Ecco qui, diamo un'ulteriore mescolata al piatto. E ci vediamo dopo per l'impiattamento. Ecco a voi il nostro tabulè impiattato. Guardate che bei colori che ha, che profumi che fa. Abbiamo la menta, abbiamo tutte le verdure di stagione. Ora procederemo con l'assaggio. Vediamo come è venuto il nostro tabulè di verdure e gamberetti, andiamo ad assaggiare. Perfetto ragazzi, si sentono tutti i sapori che ho messo, il limone che rinfresca, è buonissimo, mangiato freddo è il piatto ideale per quest'estate. Fatelo, vi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere i vostri like e anche di commentare, così io so se gradite o non gradite i piatti che io faccio. Ciao a tutti, alla prossima!